Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Agguato stamattina a Villa Piana, freddato a colpi di mitra Leonardo Portoraro, presunto boss della zona. L'uomo si trovava a bordo della sua auto davanti a un ristorante del centro quando è stato avvicinato da due killer che hanno fatto fuoco uccidendolo. Trovata bruciata nel pomeriggio l'auto utilizzata dai sicari. Potrebbe essere alle ultime battute l'inchiesta per la morte del calciatore del Cosenza Donato Bergamini, anche se il procuratore del Tribunale di Castrovillari, Eugenio Facciolla, non conferma e non smentisce. L'avvocato del 43enne indagato nell'ambito delle indagini per l'uccisione di Sacco si dice fiducioso nella giustizia. Il mio assistito è tranquillo. Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al cuore un agente della Polstrada in servizio in via Popili a Cosenza. Ignote le cause del gesto, il cinquantenne ispirato all'Annunziata. Prefettura di Cosenza al lavoro per evitare un'altra estate di roghi. Intanto sul fronte delle indagini potrebbero esserci delle novità nei prossimi giorni. La Federlab ha chiesto al neoministro della Sanità la rimozione del commissario Scura. Intanto le strutture accreditate battono cassa. Siamo sul lastrico, la testimonianza di una giovane biologa. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo di cronaca in apertura con un agguato questa mattina proprio a Villa Piana, freddato a colpi di mitra Leonardo Portoraro, presunto boss della zona. L'uomo si trovava a bordo della propria autovettura davanti ad un ristorante del centro quando è stato avvicinato da due killer che hanno fatto fuoco uccidendolo. Intanto nel pomeriggio è stata trovata bruciata l'auto utilizzata dai sicari, un Audi A3 presumibilmente rubata, trovata in contrada San Francesco. Sentiamo. Lo hanno ammazzato in pieno giorno e in pieno centro, un gesto plateale, quello dei killer che questa mattina hanno freddato il presunto boss della Sibaritide, Leonardo Portoraro, di 63 anni, di Cassano allo Ionio, coinvolto in passato in diversi processi di mafia. L'agguato mortale a Villa Piana, nei pressi di un ristorante. Ad entrare in azione due uomini incappucciati, armati di mitra e pistola. Secondo una prima ricostruzione, Portoraro, ritenuto personaggio di rilievo nel panorama criminale della Sibaritide, era in strada quando è stata affiancato da un'auto con a bordo i sicari che hanno esploso diversi colpi contro la vittima designata senza lasciarle scampo. Portoraro non ha avuto il tempo di reagire, investito da una pioggia di proiettili, è morto sul colpo. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri. L'area è stata delimitata per consentire agli inquirenti di effettuare i necessari rilievi sulla scena del crimine. Sul selciato, accanto al cadavere, sarebbero stati rinvenuti numerosi bossoli, almeno una trentina. Adesso sull'omicidio indaga la TDA di Catanzaro. Le modalità dell'agguato e la caratura della vittima infatti non lascerebbero dubbi. Dietro il delitto ci sarebbe la mano della criminalità organizzata. Portoraro negli anni '80 era considerato un appartenente al clan Cirillo. Un fratello venne ucciso in un agguato compiuto nel 1992 a Cassano allo Ionio, delitto che fu inquadrato nella guerra di mafia che in quegli anni insanguinò la zona. Adesso gli inquirenti sono al lavoro per far luce sull'omicidio di Leonardo Portoraro, ma chi e perché ha ordinato l'uccisione del vecchio boss? Contrasti all'interno delle consorterie criminali egemoni nella zona? Le indagini sono in corso, ma l'omicidio di Portoraro apre scenari assai inquietanti. E lo dicevamo, nel pomeriggio è stata trovata in contrada San Francesco, proprio nel comune di Villa Piana, un'auto bruciata, un Audi A3 usata probabilmente dai sicari proprio oggi quando hanno ucciso Leonardo Portoraro. Sul posto sono intervenuti i tecnici della scientifica dei carabinieri per i rilievi. Proseguiamo con la cronaca, occupiamoci del caso Bergamini perché potrebbe essere alle ultime battute l'inchiesta per la morte del calciatore del Cosenza, anche se il procuratore Facciolla ai nostri microfoni non conferma e non smentisce. Sentiamo Gianluca Pasqua.
Serviranno ancora delle settimane per analizzare le tracce presenti nei cellulari e sui PC degli indagati nell'ambito del caso Bergamini. Dall'esame degli strumenti posti sotto sequestro a fine marzo ci si aspetta di trovare elementi utili all'inchiesta sulla morte del calciatore. Il perito incaricato dalla procura di Castrovillari ha ottenuto una proroga di 30 giorni rispetto al termine inizialmente fissato e così anche il professionista scelto dalla famiglia Bergamini avrà più tempo a disposizione per acquisire le informazioni contenute nei dispositivi elettronici in possesso della procura. 3 persone sono finite nel mirino del procuratore Facciolla, l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, l'autista del camion che nel racconto dei testimoni avrebbe investito Dennis Bergamini, Raffaele Pisano, indagati con l'accusa di omicidio volontario, e il marito della Internò, Luciano Conte, il terzo, in ordine di tempo, iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento personale. Impossibile strappare un commento al procuratore Facciolla. Il magistrato risponde alle nostre domande con cortesia, ma non dà indicazioni sull'evoluzione delle indagini, giunte però in una fase cruciale. Le indagini ovviamente sono in corso, io non parlo delle indagini in corso, lo sapete bene. Stiamo lavorando, ovviamente ci sono delle attività che sono in pieno svolgimento, quindi quando si concluderanno lo saprete. Non posso rilasciare nessun tipo di indicazione, non voglio rilasciare nessuna indicazione in tal senso. Stiamo lavorando, fateci lavorare e poi si vedrà a carte chiuse, a fascicolo completato. E andiamo ancora avanti con la cronaca, siamo fiduciosi, queste le parole ai nostri microfoni del legale del 43enne di San Calogero nel Vibonese indagato nell'inchiesta sulla morte di Sacò, il 29enne sindacalista del Mali ucciso nella notte fra sabato e domenica. Ieri la notifica da parte dei carabinieri dell'avviso di garanzia nei confronti dell'uomo emesso dalla procura di Vibo Valentia. Sentiamo. Dunque c'è un indagato per l'omicidio di Soumaïla Sacco, il maliano colpito a fucilate nella serata di sabato scorso a San Calogero. I carabinieri della compagnia di Tropea della stazione di San Calogero hanno notificato ieri pomeriggio un avviso ad una 43enne del luogo. A riconoscere l'uomo sarebbero stati gli altri 2 africani rimasti feriti nella drammatica circostanza. Sono stati loro a riconoscere i vestiti dell'indagato, sequestrati e mandati ai carabinieri della RIS per accertamenti tecnici. Per avere conferme di quanti ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia su Antonio Pontoriero, sarà però necessaria la prova dello STUB che rivelerà la presenza di polvere da sparo, che verrà effettuato sempre dal RIS di Messina. Se queste prove dovessero essere positive, scatterà l'arresto per omicidio. In attesa dei risultati dell'autopsia, STUB e vestiti andrebbero infatti a completare il quadro di indizi composto anche dalla Fiat Panda trovata all'indagato e sottoposta a sequestro. L'agricoltore è il nipote di Francesco Pontoriero, già dipendente della Fornace Tranquilla con la mansione di custode e coinvolto nell'inchiesta Poison che portò al sequestro dell'ex Fornace su un presunto traffico illecito di rifiuti tossici provenienti da Brindisi e poi finiti illegalmente dal 2000 al 2007 negli impianti della discarica della fabbrica. Dal canto suo, il legale di Pontoriero attende di capire gli ulteriori sviluppi, riconoscendo comunque la correttezza dell'attività della Procura. Per il momento mi sembra prematuro fare delle dichiarazioni, anche perché la difesa non ha assolutamente contezza di quelli che sono gli elementi a carico che hanno spinto la Procura ad indagare, a sottoporre ad indagine il mio assistito. Quello che posso dire è che lo stesso è assolutamente tranquillo, sereno e aspetta con fiducia gli esiti degli accertamenti che sono stati disposti dalla Procura. Io ritengo l'operato della Procura assolutamente corretto, rispondente a quelli che sono i principi di garanzia nell'ambito del processo penale, a salvaguardia della posizione appunto dell'indagato. Devo essere messo nella condizione quanto prima di conoscere tutti gli elementi a carico, di tal che io possa predisporre, unitamente al mio assistito, un'adeguata linea difensiva. Pertanto al momento ogni ulteriore dichiarazione mi sembra fuori luogo, assolutamente prematura e incauta soprattutto. Lasciamo per il momento la cronaca, ci spostiamo a Cosenza dove in prefettura sono al lavoro per evitare un'altra estate di roghi. Intanto sul fronte delle indagini potrebbero esserci delle novità nei prossimi giorni.
Aumentano le temperature, l'estate ormai è alle porte e torna la paura degli incendi, ma le scene dello scorso anno con elicotteri, fiamme alte, interi territori devastati dai roghi, le rivivremo anche quest'anno? Speriamo che non si ripeta la stagione dell'anno scorso, anche perché comunque c'è stata un'attività delle forze dell'ordine e della magistratura per quanto riguarda coloro che hanno appiccato gli incendi, quindi ci sono delle indagini in corso e quindi speriamo che questo serva a fare da deterrente. Pensate, la scorsa estate sono stati ridotti in cenere oltre 400 km², la provincia più colpita, quella di Cosenza. Allora, come ci si sta attrezzando per evitare l'emergenza dello scorso anno? Ci siamo attivati con il piano antincendi boschivi, i sindaci sono stati tutti allertati, tutte le misure che potevano essere messe in campo le abbiamo attivate. Le indagini sui roghi vanno avanti, ma quanto incide la criminalità organizzata in questo contesto? Ci sono delle attività in corso, delle indagini, questo lo dirà la magistratura. Certo è che per alcuni aspetti e per le modalità con le quali alcuni incendi sono sviluppati, si può pensare che ci siano degli interessi dietro tutto questi eventi così improvvisi e tra l'altro ripetuti in vari punti della nostra provincia. Nuovo atto intimidatorio ai danni della cooperativa sociale Valle del Marro, la cooperativa che lavora proprio sui terreni confiscati alla mafia Gioia Tauro, rubate le piante di kiwi ed è il secondo furto in pochissimo tempo. Ci risiamo, nuovo furto di centinaia di piantine di kiwi in un terreno confiscato all''ndrangheta ed affidato alla cooperativa Valle del Marro Libera Terra. Il terzo episodio in appena 2 mesi, l'ennesimo attacco mafioso per impedire la coltivazione di quel terreno che qualcuno vuole non diventi simbolo di riscatto. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Ignoti si sono recati nel Chigueto, in località Sovereto di Gioia Tauro, estirpando 170 piantine che erano state ricollocate da poco tempo dopo il furto precedente. Sconfortato e arrabbiato, il presidente della Valle del Marro, Domenico Fazzere, si sfoga. Adesso basta, ha dichiarato, la situazione è divenuta insostenibile. Quel piccolo Chigueto che stiamo provando a far rinascere, ha spiegato Fazzari, è continuamente bersagliato. Le istituzioni e la gente ci diano una mano concreta per rispondere a questo accanimento mafioso. Il terreno preso di mira in località Sovereto nel comune di Gioia Tauro sono 2 ettari confiscati all''ndrangheta assegnati nel 2013 per scopi sociali alla Valle del Marro Libera Terra. La scoperta dello sfregio è avvenuta la mattina del 1° giugno. Le piantine erano state messe a dimora una settimana prima in seguito ad un precedente furto denunciato il 7 maggio scorso, ma non reso noto. Allora i malviventi ne avevano portato via un centinaio, adesso ne sono state prelevate 170, ma il primo danneggiamento alle coltivazioni risale al 28 marzo scorso. 3 furti dunque nello spazio di 2 mesi. Su tutti gli episodi stanno indagando i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Adesso parliamo di sanità perché la Federlab ha chiesto al neo ministro della sanità la rimozione del commissario proprio alla sanità della regione Calabria Massimo Scura. Intanto le strutture accreditate battono cassa, dicono siamo sul lastrico, la testimonianza di una giovane biologa. Sentiamo. Dopo le proteste di piazza, le prestazioni a pagamento, siamo ormai al 3° giorno, lo sanno bene i cittadini che si sono recati ai laboratori d'analisi o ai poliambulatori, il braccio di ferro con il commissario Scura che ha di fatto tagliato i fondi alle strutture private accreditate. Oggi è la Federlab nazionale a chiedere al nuovo ministro della salute la rimozione di Massimo Scura da commissario della sanità in Calabria, una lunga nota in cui si sottolinea quello che viene definito inconcepibile trasferimento di quasi un quarto del fondo adesso destinato a beneficio delle case di cura private. I laboratori sono sul lastrico e tanti professionisti rischiano il licenziamento. Ecco le parole di una giovane ricercatrice che nella manifestazione di Cosenza ha raccontato la sua storia. Io sono biologa, ho studiato in Calabria, mi sono laureata a pieni voti in scienze biologiche. 3 anni dopo ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in biopatologia molecolare. La Regione Calabria ha finanziato per me un progetto di formazione all'estero, successivamente ha finanziato un progetto di formazione all'Università di Catania, 5 anni dopo mi sono specializzata in patologia clinica e ho avuto la fortuna di lavorare in un laboratorio
che sfrutta le mie competenze e una piccola nicchia di alta formazione in Calabria che il commissario Scura con i suoi tagli sta cercando di ledere. In pratica io vedo la struttura sanitaria accreditata per cui io lavoro ormai da 10 anni in ginocchio, sono a rischio licenziamento e se io dovessi essere licenziata onestamente non so se l'investimento che ha fatto con me la Regione Calabria e che Scura sta tagliando avrà un senso, perché io andrò a lavorare probabilmente in un call center oppure dovrò decidere di partire. Non c'è nulla da aggiungere, il suo destino, come quello di tanti giovani e preparati colleghi, dipende dagli atti concreti della politica sanitaria, la stessa che dovrebbe difendere gli interessi di tutti i calabresi. E a proposito di sanità, il nostro ospite proprio questa sera nel TG, il dottor Riccardo Scudo, direttore dell'UOC ospedaliera di pediatria e neonatologia di Castrovillari. Benvenuto dottore, c'è l'allarme proprio per il diabete in età pediatrica, importantissima è la prevenzione. Ecco, domani e in questi giorni ci sarà un convegno sui temi della diabetologia pediatrica e della endocrinologia pediatrica a Castrovillari. Verranno tutte le maggiori università che sono rappresentate ai massimi livelli. Verrà Milano, verrà Roma, Bari, Napoli, Messina, Bari, Pisa, Pavia, Parma e Padova. Sono i maggiori rappresentanti che discuteranno su temi molto interessanti e porteranno delle novità, per esempio sul pancreas artificiale. È un momento di confronto di idee che avviene e servirà a noi per migliorare le nostre acquisizioni e migliorare il nostro agire. Diceva proprio dal 7 al 9 giugno si troveranno a Castrovillari proprio i più importanti specialisti delle più importanti università d'Italia. Si parlerà ovviamente di diabete in età pediatrica ma anche di endocrinologia pediatrica. Qual è l'allarme proprio quest'oggi? Ecco, il diabete infantile è una malattia cronica diversa dal diabete dell'adulto perché nel bambino si è avuta la distruzione totale o parziale delle cellule beta del pancreas, quindi è un diabete insulino dipendente. Quindi vengono a parlare della terapia, delle prospettive di questa terapia nel tempo. E voglio ricordare che è il 10° anniversario della costituzione della rete diabetica calabrese. Con questo i pediatri sono riusciti a far sì che quasi tutti i bambini che prima andavano fuori per essere curati hanno acquisito una professionalità così elevata che oggi la maggior parte dei bambini vengono trattati qui e vengono trattati secondo i protocolli della SIEDP, cioè della Società Italiana di Pediatria, da personale che è qualificato professionalmente e da personale che continuamente si aggiorna. Un esempio è proprio questo convegno ad altissimo livello che viene fatto a Castrovillari. Quindi l'invito a non andare fuori dai confini della nostra regione. Oggi il diabete nella regione si cura veramente bene, cioè la professionalità dei centri che curano, ad esempio quello che io dirigo, è veramente elevata perché è gestito da persone che hanno amore nell'aggiornarsi, nell'acquisire professionalità. Grazie al dottor Riccardo Scuro, direttore, lo ripetiamo, dell'UOC, dell'ospedaliera di pediatria e neonatologia di Castrovillari. Proseguiamo con il nostro TG, parliamo di emergenza rifiuti a Gioia Tauro perché la denuncia è dell'associazione Città Futura.
Durissima denuncia dell'associazione politica Città Futura sulla questione dei rifiuti su una raccolta differenziata che stenta a partire. Ancora una volta a pagare le conseguenze della pessima gestione del comune di Gioia Tauro sono i cittadini contribuenti. Sono mesi che pubblicamente denunciamo la follia del sistema di raccolta dei rifiuti di Gioia Tauro, un sistema che funziona a singhiozzo, fa rimanere i sacchi della spazzatura per giorni per strada e costa moltissimo alle casse comunali, nonostante le numerose sollecitazioni ed escludendo qualche annuncio a mezzo stampa a cui non è seguita alcun atto concreto. A Gioia Tauro non c'è la raccolta differenziata e tutti i rifiuti prodotti vanno a finire a prezzi altissimi nell'inceneritore. Il comune di Gioia Tauro, spiegano, paga circa 200 euro per ogni tonnellata di spazzatura che finisce nell'impianto, una raccolta dei rifiuti che alle tasche dei cittadini gioiesi sta costando tantissimo. Conti alla mano, nel 2017 per conto del comune l'inceneritore ha smaltito circa 8.000 tonnellate di rifiuti che per una spesa relativa per il solo conferimento supera abbondantemente la cifra di 1.600.000 euro. Lo Stato, bacchettano quelli dell'associazione, si è assunto l'onere di amministrare e bonificare l'ente dalle infiltrazioni mafiose. L'auspicio è che l'azione di bonifica proceda meglio dell'azione amministrativa, perché è con profondo rammarico che dobbiamo ammettere che i gioiesi sono da più di un anno senza guida e a pagarne le conseguenze è la nostra città. Adesso vediamo la nostra rubrica, i 100 secondi di cronaca. Un agente della Polizia di Stato si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al cuore mentre si trovava in caserma in via Popilea a Cosenza. L'agente, un 50enne che presta servizio nella stradale, si è sparato con la pistola di ordinanza. È stato subito soccorso dai colleghi e trasportato nell'ospedale Annunziato, dove è morto poco dopo il ricovero. Ignote al momento le cause del gesto. Estorceva denaro ai vicini di casa, ma dopo la loro denuncia i carabinieri lo hanno arrestato mentre riscuoteva 500 euro. Un 34enne di Catanzaro disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di estorsione. L'uomo, secondo l'accusa, per settimane ha terrorizzato con intimidazioni e minacce di morte due coniugi suoi vicini di casa. I due sarebbero stati costretti a consegnare complessivamente monili in oro e denaro per circa 13.000 euro, chiedendo prestiti anche ad alcuni parenti. Esasperati si sono rivolti ai carabinieri che dopo un appostamento hanno fermato l'uomo. A casa hanno trovato un televisore ultimo modello, uno smartphone, un carnet di assegni, 3 carte di credito di dubbia provenienza. I carabinieri di Briatico hanno arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni un pensionato di 59 anni. Nel corso di una perquisizione domiciliare hanno trovato nascosta in una betoniera sistemata all'interno di un garage una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa, oltre ad una scatola con 37 munizioni dello stesso calibro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. È legittimo il provvedimento con il quale nel giugno dello scorso anno il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'allora presidente Paolo Gentiloni, deliberò lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sorbo San Basile nel Catanzarese per infiltrazioni della criminalità organizzata. Cambiamo argomento. Il cemento è la materia prima per le opere dell'artista catanzarese Mario Loprete, sculture e arte pittorica che attraggono sempre di più l'attenzione della critica. Il grigio è il colore dominante, il cemento armato, la materia prima per le opere di Mario Loprete, artista catanzarese che ha aperto il suo laboratorio alle nostre telecamere, suggestioni che rimandano all'innovazione, al racconto nelle sculture come nell'arte pittorica di spaccati contemporanei, rappresentazione del mondo occidentale, della contemporaneità di quel mondo industrializzato che la creatività dell'artista plasma in uno stile originale, lo stesso che i critici definiscono conceptual sculpture e che è stato premiato con un prestigioso riconoscimento che è il Limen 2018, dove nasce l'ispirazione, l'idea che nelle mani di Loprete si trasforma in arte. Il mio lavoro nasce indagando il mondo dell'hip hop e quindi attraverso i soggetti che fanno parte del mondo dell'hip hop costruisco le mie storie fatte di immagini, fatte di rapper, di italiani e stranieri. A un certo punto della mia produzione ho sentito il bisogno di creare quel quid che mancava e l'ho trovato nel cemento. Perché il cemento? Il cemento è
l'anello di congiunzione tra il fare pittorico e la scultura. Io avevo necessità e bisogno di portare nelle gallerie, nei musei, nelle case dei collezionisti un pezzo della città. E attraverso il cemento da me dipinto penso di essere riuscito a dare concretezza a questo mio pensiero. Visionario e artigiano, il bisogno di dare corpo alla rappresentazione della realtà prima che resti patrimonio della sola memoria. Intanto si prepara la prossima mostra in programma a Montauro. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. L'area di bassa pressione presente sulla penisola iberica continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche di buona parte dell'Italia nei prossimi giorni, causando vari impulsi stabili. Sulla nostra regione, invece, proseguirà una fase di tempo stabile, salvo momentanea o parziale copertura per il transito di nubi alte e stratificate e con possibili ma insignificanti fenomeni. Nella giornata di giovedì una temporanea rimonta del promontorio anticiclonico di matrice africana causerà un nuovo rialzo delle temperature. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cielo sereno poco nuvoloso ovunque, salvo locali velature e stratificazioni. Temperature in ulteriore rialzo. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Giovedì mosso il Mar Tirreno inizialmente con venti a regime di brezza e rotazione da levante nel corso della giornata. Mosso il Mar Ionio con venti deboli in direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.